Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. L'omicidio di Ognina a Catania, ai nostri microfoni il cognato della vittima, la commozione ma anche lo sfogo legato ai precedenti penali dell'assassino. Intanto il GIP convalida il fermo del parcheggiatore abusivo straniero. Una festa con l'obiettivo della salvaguardia delle persone. Le celebrazioni per i 79 anni della Repubblica a Catania sono state in tono minore dopo la morte del pasticcere avvenuta venerdì scorso. Il prefetto Signoriello annuncia la convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza. Etna cala l'energia dopo che il vulcano ha dato spettacolo, ma ha anche generato paura nei turisti. Tutto sembra tornare alla calma, ma rimangono le immagini della maestosa nube e della gente che la osserva e scappa. I video divenuti virali in rete hanno fatto il giro del mondo. Messina ha rigettata la richiesta di perizia psichiatrica per Stefano Argentino, il ragazzo che lo scorso marzo ha ucciso a coltellate Sara Campanella. Pandetta trasferito, il trapper, nipote del boss mafioso Turi Cappello, non è più detenuto in Calabria, ma è stato portato nel carcere cagliaritano di Uta. Intanto il suo legale chiede la revoca per il regime di alta sorveglianza. I turisti invadono il centro storico di Catania. Tra musei e siti archeologici aperti, a Messina torna visitabile la cripta del Duomo, ingresso gratuito fino a settembre. Calcio, Pippo Inzaghi e il Palermo, ci siamo, il tecnico protagonista nell'ultima stagione con il Pisa, sempre più vicino ai rosanero, potrebbe essere annunciato in settimana. Di nuovo bentrovati. Dopo l'omicidio di Santoré ad Ognina, a TG Sicilia parla il cognato, nonché proprietario della pasticceria 40. Sentiremo il suo dolore e lo sfogo legato ai precedenti penali dell'assassino. Intanto, convalida dell'arresto per John Obama. Sentiamo Tonino De Mana. I poliziotti, sono venuti a casa a portare, per le cose della magistratura, e trovavano i confetti che dovevano venire i parenti a visitare la bambina, invece oggi vengono per fare le condoglianze. Dolore e rabbia nelle parole di Salvatore Fabio 40, cognato di Santoré, proprietario dell'omonima pasticceria, che dopo 2 giorni di lutto ha riaperto i battenti. Non ci sarà più Santoré, 30 anni, padre da 2 mesi, ucciso da John Obama, originario dello Zimbabwe, parcheggiatore abusivo con precedenti penali e senza permesso di soggiorno. Il GIP ha convalidato il provvedimento disponendo la custodia cautelare in carcere. Ben 3 legali hanno rinunciato al mandato. Ad incastrarlo 2 testimoni oculari e le immagini delle telecamere che hanno permesso di ricostruire tutte le fasi dell'omicidio. Santoré, terminata la giornata lavorativa, si è avviato verso la macchina parcheggiata nella discesa che conduce al porticciolo di Ognina. È a quel punto che John Obama gli si è parato davanti. Dopo qualche secondo il 37enne ha sferrato alcuni fendenti in direzione del giovane, che ha provato invano a difendersi indietreggiando. La vittima, nonostante le gravissime ferite, è fuggita in direzione del bar 40 dove lavorava per chiedere aiuto, poi è stramazzata al suolo. Una ricostruzione che viene confermata dal cognato. Ma lui è smontato, si è fatto fare le 2 granite, le 2 brioche. Il mio collega anzi le ha detto: te ne do 3, guarda, così te ne mangi una in più, per scherzare nelle cose. Stava rientrando a casa da sua figlia da 2 mesi. Poi lo sfogo legato ai precedenti penali dell'assassino. Dice che aveva un foglio di espulsione in tasca, ma il foglio di espulsione per me non serve a niente, in tasca. Bisogna, cosa succede? Metterlo in camera di sicurezza, se ne raccolgono tutti questi pericolosi e si mandano al paese. Restano le lacrime, i fiori e lo strazio della famiglia, rappresentata dall'avvocato Coco. Un sentito appello all'intera cittadinanza e soprattutto indirizzato alle istituzioni affinché questo dramma familiare di immensa portata possa condurre ad a delle soluzioni concrete di aiuto per questa giovane mamma e per questa piccola figlia in tempi celerissimi. I 79 anni della Repubblica Italiana, il 2 giugno festeggiato da Palermo a Catania, nel capoluogo etneo la città è ancora scossa per la morte di Santoré. Il prefetto Signoriello annuncia un comitato per l'ordine e la sicurezza che si terrà mercoledì. Emanuela Corsi.
Libertà, democrazia e unità, ma anche lavoro. Il 2 giugno si festeggiano i valori fondanti della Repubblica Italiana con tante manifestazioni per il 79° anniversario della sua nascita anche in Sicilia. A Palermo, in piazza Vittorio Veneto, davanti al Monumento dei Caduti, il prefetto Mariani ha deposto una corona di alloro alla presenza di diverse autorità civili e militari, tra cui il sindaco di Palermo La Galla e l'assessore regionale Nunzia Albano. Noi non celebriamo solamente la Repubblica, ma celebriamo un sistema democratico che ci ha garantito 79 anni di pace, di sviluppo, di prosperità, di diritti diffusi. A Catania alle 9:30 il neoprefetto Signoriello ha reso onore ai caduti per la patria con la deposizione di una corona d'alloro nell'atrio del municipio. Poi la cerimonia si è svolta in piazza dell'Università alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose e degli studenti di diversi istituti di Catania e provincia. Questi richiami all'unità devono costituire un monito, nello stesso tempo un fremito per ciascuno di noi, ma dobbiamo vivere quotidianamente questa condizione sentendoci fieri della nostra bandiera, della nostra identità italiana, del nostro essere italiani. La Repubblica è fondata sul lavoro e sappiamo quanto è difficile mantenere il lavoro nella nostra Sicilia, nelle nostre strutture, sia per tutta una storia che ha portato magari a renderlo precario, a impoverirlo, ma il futuro è nel lavoro. Una festa sottotono in una città ancora scossa dall'omicidio di Santoré, il giovane pasticcere accoltellato da un posteggiatore straniero. Proprio il tema della sicurezza è stato al centro della giornata, con il prefetto che ha annunciato un imminente tavolo. Mercoledì ho convocato un comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica nel corso del quale verrà fatto un focus specifico e vedremo all'esito di questo incontro che cosa verrà fuori. L'Etna regala spettacolo, video virali e paura. Il crollo parziale della parete del cratere sud-est ha provocato una maestosa nube nera di cenere e fumo che ha spaventato i turisti. Le immagini delle persone in fuga hanno fatto il giro del mondo. Un'attività vulcanica così non si vedeva da 4 anni, dicono gli esperti, ma adesso è tutto rientrato. Eva Spampinato. La nube alta e nera sembra voler inghiottire i turisti che scappano, si danno alla fuga, gridano. Qualcuno suona il clacson con insistenza per invitare quell'uomo ad andare via. La vita vale più di una foto, anche se quello scatto sarebbe stato di sicuro da prima pagina. E in effetti le pagine dei siti di informazione internazionale hanno condiviso, anche con grande preoccupazione, quanto accaduto questa mattina sulla sommità del vulcano. Questo è un video del quotidiano spagnolo El Mundo. Ma l'Etna Show è durato poco, già nelle prime ore del pomeriggio il tremore vulcanico era rientrato, come si vede da questo video girato sul fianco della schiena dell'asino e come confermano i vulcanologi dell'INGV. Anche il livello di allerta dell'avviso per l'aviazione è sceso da rosso a giallo. Si è verificato un fenomeno diverso, più pericoloso, un cosiddetto flusso piroclastico. Era dal febbraio 2021 che sull'Etna non si registrava un'attività vulcanica così intensa. Che è stato generato da una sovrappressione del magma all'interno del condotto superficiale del cratere di sud-est che ha spinto la parete del versante nord di questo cratere, l'ha fatta collassare, innescando un fenomeno cosiddetto di nube ardente. Il 14° parossismo rimarrà di sicuro nella memoria non solo dei catanesi, abituati ad alzare la testa e vedere il respiro del vulcano, ma anche in quella di milioni di persone, grazie ai video diventati virali. Il femminicidio di Sara Campanella del 31 marzo scorso. Il GIP ha negato la perizia psichiatrica per Stefano Argentino, respinta la richiesta presentata nei giorni scorsi dall'avvocato del ragazzo, Francesco Triolo. Niente perizia psichiatrica su Stefano Argentino, il giovane detenuto con l'accusa di aver ucciso Sara Campanella nel pomeriggio del 31 marzo a Messina. Il giudice per le indagini preliminari Eugenio Fiorentino ha respinto la richiesta presentata nei giorni scorsi all'avvocato Giuseppe Cultrera, difensore di Argentino, che aveva sollecitato l'avvio di un incidente probatorio proprio sulla valutazione dello stato psichico del giovane.
L'avvocato di Argentino aveva motivato l'istanza sottolineando che il padre delle ragazze in cura per un disturbo psichiatrico dal 2016 aveva allegato una dettagliata relazione firmata dalla madre del giovane, nella quale si descriveva la situazione familiare. Nonostante queste argomentazioni, il giudice ha deciso di non autorizzare l'incidente probatorio. La decisione, tuttavia, non esclude che una perizia psichiatrica possa essere disposta nel corso di un eventuale processo. L'avvocato Cultrera starebbe valutando anche l'ipotesi di presentare ricorso in Cassazione. Nico Pandetta viene trasferito in Sardegna, nel carcere di Uta, per l'applicazione dell'articolo 14 bis. Il legale ha fatto ricorso, intanto sui social trova spazio la nuova canzone pubblicata dal cantante in duo con Baby Gang. Orazio Longo. Aveva fatto scalpore la videochiamata dal palco del concerto One Day del 1° maggio alla Playa di Catania, quella chiamata che non si poteva fare, che non era legale perché Pandetta si trovava detenuto in carcere. Una telefonata che è stata ripresa sui social e che ha anche provocato l'apertura di un fascicolo a carico del rapper pugliese Baby Gang, l'autore della videochiamata a cui sono stati sequestrati i telefonini, e del trapper catanese Nico Pandetta, nei confronti del quale gli inquirenti hanno poi organizzato una perquisizione in carcere dove hanno trovato un cellulare in cella. Ora Pandetta, nipote del boss Turi Cappello, tra gli indagati nell'inchiesta della DDA di Palermo su un traffico di cellulari e droga, non è più detenuto in Calabria ma è stato trasferito nel penitenziario cagliaritano di Uta, sottoposto al regime di alta sorveglianza per 6 mesi. Il suo legale ha chiesto con un'istanza al tribunale di sorveglianza la revoca dell'articolo 14 bis, mentre lo stesso rapper, secondo quanto riportato dal quotidiano L'Unione Sarda, avrebbe scritto una lettera al garante per le persone recluse per denunciare le condizioni dei detenuti a Uta che a suo dire renderebbero più difficile la vita alla popolazione carceraria. Sarà il giudice di sorveglianza a decidere. Intanto sui canali social circola il nuovo brano del cantante dal titolo Minorile, che in duetto con Baby Gang racconta la vita in un carcere minorile sullo sfondo di una clip in stile anime cartoon che disegna un concerto con il viso di Pandetta sullo schermo di un cellulare tenuto da Baby Gang sul palco di un concerto, scena già vista nella realtà il 1° maggio scorso. Forse che dietro c'era uno studiato marketing pubblicitario? Allarme delinquenza e emergenza spaccate a Palermo. I furti con vetrine in frantumi vanno in scena ormai quotidianamente anche in periferia. Sentiremo pure la rassegnazione dei dipendenti. Marco Gulla. È una situazione insostenibile perché la notte noi commercianti non dormiamo più. Siamo ridotti a fare delle barricate con delle piante, come potete vedere. Esasperati, quasi rassegnati, come questo commerciante. A Palermo è ormai emergenza vetrine spaccate. Non solo nel centro storico, furti e rapine travolgono anche le periferie. Qui siamo al CEP, la vetrina di una farmacia in frantumi, il bottino di pochi euro. Una volta dentro la farmacia si sono buttati sulla cassa senza neanche considerare i prodotti esposti sugli scaffali. Siamo nelle mani di nessuno perché comunque non ci sentiamo tutelati neanche dalle forze dell'ordine perché capisco che sono a ridotto di personale ma non ci sono volanti la notte che girano. Abbiamo paura ogni mattina di trovare un'attività aperta, abbiamo paura ogni mattina di capire a chi è successo perché poi alla fine ci conosciamo un po' tutti, quindi è un dispiacere continuo. Quindi questo chiediamo, più controlli per favore. Rapine, furti, paura, commercianti e residenti chiedono un intervento concreto da parte delle istituzioni. Però era ogni notte sistematicamente, è una cosa da film, c'è una cosa reale, noi non siamo preparati anche psicologicamente a sostenere una cosa del genere. Qui c'è il deserto, già alle 8 c'è il deserto, la gente scappa, va via perché ha paura. Il modus operandi dei banditi è sempre lo stesso, auto a forte velocità contro la vetrina che va in frantumi, blitz nell'esercizio commerciale e successivo furto, così come nel centro storico dove i commercianti fanno anche le ronde per proteggere le loro attività. Niente, noi ogni mattina siamo curiosi di capire quale saracinesca verrà spaccata e non penso che sia una cosa normale. Parliamo del Besian, cambia la squadra dei tecnici impegnati nel recupero. I sub olandesi, colleghi dell'uomo morto in mare, hanno lasciato la zona del naufragio del veliero a Porticello. Al loro posto sono arrivati sommozzatori da altre società, tra cui una sarda specializzata in recuperi. La rotazione potrebbe dipendere dall'iscrizione nel registro degli indagati del rappresentante dell'azienda olandese in cui lavorava il sub morto a causa
di un'esplosione a 50 metri di profondità mentre tagliava il Boma. Un giro a Catania per trovarla piena di turisti. L'ha fatto per noi Desiree Ferlito, affollatissimo il centro storico tra musei, siti archeologici aperti e anche i sapori della terra e del mare di Sicilia. Sentiamo. Un lunedì che sa di domenica, il lungo ponte del 2 giugno è l'occasione perfetta per staccare dalla routine e godersi un assaggio d'estate per chi vuole approfittare del sole, ma anche un'occasione perfetta per godersi Catania e per lasciarsi sorprendere dalle sue bellezze tra cultura e sapori locali. Abbiamo appena mangiato una scorpacciata di paste incredibile. Where are you from? Germany. Do you like granita? Yeah, very good. We are from New York. Da dove venite? Dalla Svizzera. Do you like Sicilia? Siamo arrivati qui ieri sera e abbiamo trascorso un paio d'ore passeggiando per il centro. Per ora ci piace. In occasione della Festa della Repubblica tutti i musei e i parchi archeologici saranno accessibili gratuitamente. La città è piena di turisti. Catania diventa un gioiello del turismo in Sicilia. Trasferiamoci in Sicilia definitivamente perché è spettacolare davvero. Oggi musei aperti, ne avete approfittato? Oggi i musei aperti non ne abbiamo approfittato, ma sapevamo. Stavamo valutando qualcosa, adesso valutiamo e vediamo cosa visitare nel pomeriggio. La prima cosa che vediamo, siamo venuti a vedere, appena arrivati siamo venuti a vedere Sant'Agata. Che cosa avete in programma? Taormina e vediamo conforme la giornata cosa decidiamo. Complice la giornata estiva con temperature fino a 27 gradi, la via Etnea è divisa in due. Turisti e residenti preferiscono senza dubbio percorrerla all'ombra. Sembra un corteo perfetto. Il Duomo fa da sfondo a incorniciare una giornata che sembra inaugurare la stagione estiva. Io sono un catanese, diciamo, che manca da 30 anni. Guardiamo un po' di cose storiche. A Messina riapre la cripta del Duomo, una chiesa sotterranea realizzata nell'XI secolo. I lavori della soprintendenza hanno messo in sicurezza l'accesso, visite gratuite fino al mese di settembre. Francesco Triolo. In centinaia in fila e con il naso all'insù per ammirare gli stucchi barocchi della chiesa sotterranea della cattedrale di Messina. Torna nuovamente aperta al pubblico la cripta del Duomo dopo l'accurato restauro diretto dall'architetto Mirella Vinci. È il frutto di un lavoro di squadra tra arcidiocesi, comune, regione siciliana e soprintendenza per renderla finalmente accessibile in sicurezza. Un lavoro non facile né breve avviato nel 2009 grazie al FAI che riaccese i riflettori sulla cripta con le giornate di primavera. Quindi il finanziamento della Regione, 500.000 euro per recuperare un reperto risalente a 1081, realizzato per volontà del re normanno Ruggero II e che venne poi distrutto e ricostruito dopo i terremoti del 1783 e del 1908. Abbiamo tirato fuori, come dire, dalle scialbature novecentesche, ecco, abbiamo recuperato con questa pulitura anche brani di tutti i rifacimenti novecenteschi, quindi tutto un apparato pittorico che era stato voluto anche realizzato grazie anche con un progetto iconografico preciso della diocesi di Messina. Uno scrigno nascosto che adesso si inserisce nell'offerta turistica, religiosa e storico-culturale della città. E questo sito si collega con quello che già è lo splendore del nostro Duomo, dei nostri tesori, del campanile, quindi un polo attrattivo culturale ma soprattutto religioso. Visite consentite domani dalle 9.30 alle 16, dal 4 giugno fino a settembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. In questa prima fase l'ingresso sarà gratuito. L'elica di una imbarcazione ha colpito e ucciso un esemplare di tartaruga caretta caretta a Porto Empedocle. Vedete le immagini. Probabilmente si sta avvicinando a riva per scavare il nido e deporre le uova, invece ha trovato la morte. L'associazione Mare Amico ha subito contattato l'Istituto Zooprofilattico di Palermo che ha ritirato la carcassa. Parliamo adesso di politica. Anthony Barbagallo è stato riconfermato segretario regionale del PD, ma non si placano le polemiche interne. Partito sostanzialmente diviso, anche se il neosegretario parla dell'unione come un obiettivo. Orazio Longo.
I dati dell'affluenza testimoniano un partito in salute. Così taglia corto Anthony Barbagallo, riconfermato alla guida del PD in Sicilia, commentando l'epilogo di un congresso regionale con tante polemiche nei confronti dello stesso segretario uscente riconfermato, rimasto unico candidato per la segreteria regionale dopo la rinuncia delle correnti che fanno capo a Bonaccini e Orfini. Un partito che esce rafforzato e con la consapevolezza che in questa terra il riscatto è possibile. Vicinissimo alla segretaria nazionale Elie Schlein, Barbagallo ha confermato che anche in Sicilia il PD lavorerà al cosiddetto campo largo, puntando all'alleanza con 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Il partito siciliano tradizionalmente vive i congressi con un po' di tensione di troppo. Il compito che io per primo, ma tutta l'area di maggioranza del partito, è quello di ricostruire, tendere la mano, alimentare il dibattito e il confronto negli organismi, ed è quello che faremo. L'obiettivo è che uniti siamo tutti più forti. Un bis per Barbagallo, che però non sembra possa nell'immediato placare lo scontro tra le correnti con lo spettro degli addii dietro l'angolo. Barbagallo ha perso il referendum che ha imposto su se stesso dilaniando il partito, dice Antonio Rubino, componente della direzione nazionale del PD, sottolineando come solo il 45% degli aventi diritto lo abbia sostenuto. La verità è che la sua scellerata linea politica è stata clamorosamente bocciata, nonostante fosse candidato unico e con regole scritte su misure. Adesso si fermi e non faccia altro male al PD, conclude Rubino. 15 chilometri di coda per superare un maxi cantiere in autostrada tra Casteldacci e Altavilla. La gita fuori porta nel giorno di festa è stata contrassegnata da una lunga coda in uscita da Palermo verso il mare. Vedete le immagini. Oltre un'ora e mezza il tempo necessario per superare il blocco. Molti hanno utilizzato la corsia di emergenza per cercare di oltrepassare la coda. Noi adesso ci fermiamo, piccola pausa per noi, ci ritroviamo subito dopo con una ricca pagina sportiva. Seconda parte del nostro telegiornale, lo sport in primo piano. Partiamo dal calcio perché c'è l'accordo fra il Palermo e Pippo Inzaghi. L'ufficializzazione del nuovo allenatore probabilmente in questa settimana. Marco Gulla. A meno di clamorosi ribaltoni o colpi di scena, sarà Pippo Inzaghi il nuovo allenatore del Palermo. Il tecnico, che ha chiuso la sua avventura a Pisa dopo la promozione in Serie A, avrebbe già dato l'ok al trasferimento in rosanero. Le parti sono d'accordo su tutto, ma prima di lasciarlo andare, il Pisa vorrebbe avere tra le mani un sostituto. In pole c'è Gilardino e Pirlo, e poi anche Vanoli. Inzaghi sarà libero di sedere nella panchina del Palermo tra metà e fine settimana. Il tecnico ha già chiesto al club rosanero di non cedere calciatori come Brunori e Pogliampalo. Il Palermo ripartirà dai loro gol. Inzaghi li vorrebbe al fianco e non come li utilizzava Dionisi, che a breve comunque rescinderà il contratto che lo lega al Palermo. Resterà invece come direttore sportivo Carlo Osti, che rinnoverà il suo contratto con il club di Viale del Fante a breve. Work in progress, la sede del ritiro probabilmente sarà in Valle d'Aosta. Poi sarà tempo di mercato e di trattative per irrobustire la rosa. Il Catania Beach Soccer vince la Supercoppa italiana dal Ghero nel derby con la We Beach. Vediamo proprio le immagini dei festeggiamenti e della coppa sollevata. La squadra del presidente Bosco era andata sotto 2-0 ma ha rimontato. La gara è rimasta in equilibrio fino al terzo tempo, quando i campioni d'Italia hanno allungato fino al definitivo 6-3. Per il club si è trattato della 33esima finale della sua storia, in cui ha conquistato l'8ª Supercoppa, il 17esimo trofeo che va nella ricchissima bacheca del club rossazzurro, il più titolato d'Italia. Parliamo adesso di basket. Nella semifinale scudetto Brescia vince contro Trapani anche in gara 2. Mercoledì gara 3 in Lombardia. Per andare in finale i Granata adesso devono solo vincere. Franco Cammarasana. Nella semifinale scudetto la Germani Brescia espugna anche in gara 2 il Palasciark. Vince col punteggio di 77-85 e riduce quasi a zero le speranze del Trapani Shark di disputare una finale scudetto. Anche stavolta hanno fatto la differenza la solidità difensiva di Brescia e l'esperienza di campioni come Bilan, Dow, Ivanovic e Della Valle. Trapani pertanto è stata costretta sempre a inseguire, ricacciata indietro ogni qualvolta si portava sotto.
Sul 77-80, a poco più di un minuto dal termine, Ivanovic e Della Valle siglavano i canestri decisivi e chiudevano il match a proprio favore. Mercoledì si va a Brescia per gara 3. Solo un miracolo però potrebbe rimettere in corsa la squadra siciliana. E noi adesso ci fermiamo, altra pausa per noi. È davvero tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e una buona serata.